La posta ricevuta al fronte era per i nostri soldati uno dei pochi momenti, il più delle volte accompagnati da lacrime, durante i quali si potevano conoscere come vivevano le famiglie, le mogli o le fidanzate. Ma quella prima guerra, come le altre, ha portato solo vita grama per chi non era in armi e morti e feriti per coloro che indossavano la divisa militare. Oltre alle vicende della guerra, nascevano anche rapporti umani di amicizia, di simpatia tra questi soldati che trascorrevano il tempo libero qui a Cortina e le donne che erano rimaste. Le conseguenze si videro dopo 9 mesi. Nacquero oltre 100 bambini figli dei soldati italiani. Durante i 29 mesi di occupazione accaddero anche fatti traumatici, per esempio l'incendio del villaggio di Cadin, perché da Sompouses, dove era la prima linea austriaca, avevano individuato una forte concentrazione di soldati italiani pronti per l'assalto. Quindi bombardarono e incendiarono il paese. Si salvò miracolosamente, la popolazione lo crede ancora oggi, la cappella del villaggio. Un altro grande incendio avvenne a Campo. Lì i motivi non erano di concentrazioni di militari, ma semplicemente perché un ufficiale si era innamorato di una giovane sposa, la quale non corrispondeva alle attese di questo ufficiale. Allora per vendetta gli bruciò la casa, ma bruciandogli la casa causò l'incendio di tutto il villaggio. Una circostanza che vide però soldati e popolazione concorrere allo spegnimento di questo incendio. Qualche rovina la si vede ancora oggi. E mia madre sia su a dormire, fino a fare compagnia tanta tesa perché non riusciva più a stare sola con questa pizza e voleva bruciare la casa e il capitano italiano l'ha detto questa bambina le salva la casa perché para pizzole non ha da fuori la casa. Qui si avvertivano le cannonate dal Col di Lana al Monte Piana, tanto è vero che la gente rimasta in paese spesso non riusciva a dormire neppure di notte a causa dei rumori della guerra o del transito dei camion che salivano verso la prima linea. Nell'estate del 1915, dopo poco tempo che erano arrivate qui le truppe italiane, un tenente si è presentato da mio nonno materno, che era una famosa guida alpina, Antonio Di Maideo, e gli ha chiesto se era disposto ad accompagnare una pattuglia di alpini alla conquista della Tofana di Rozes. E mio nonno ha detto no, dice, io non faccio una cosa del genere perché lassù ci sono i nostri che combattono, per me sarebbe un tradimento. Poi l'hanno portato a Firenze e l'hanno tenuto agli arresti domiciliari per 2 anni. Nell'estate del 17, un giorno in una via di Firenze ha incontrato il console belga e lo conosceva perché mio nonno fra i suoi clienti aveva anche il re del Belgio, Alberto del Belgio, e gli ha chiesto Di Mai cosa fa qui a Firenze e dice sono qua perché gli italiani mi hanno internato, ha spiegato il motivo, dice adesso ci penso io. Lui ha scritto al re del Belgio, il re del Belgio ha interessato il re d'Italia e tramite questa procedura praticamente dopo 15 giorni mio nonno è stato rilasciato con tante scuse e è tornato a casa.